Eccolo qui il Prosek. Questo nome è nostro, nel senso che la riserva del nome del Prosecco del 2009 riconosciuta dall'Europa riconosce il nome Prosecco perché parte della città di Prosecco in provincia di Trieste, che si chiamava prima di essere Prosecco Prosek, per cui questi signori stanno utilizzando a nostro avviso un nome che è nostro, per cui forse la vera strategia è quella di chiedere i danni, perché in queste etichette noi abbiamo sicuramente vediamo utilizzato il nostro nome, e grazie a Coldiretti che ha portato, ovviamente il presidente Prandini che l'ha portato allo stand, così finalmente si vede cos'è una forma di utilizzo del nome non proprio, e quindi crea sicuramente confusione sul mercato. Ma la cosa assurda è che ancora una volta c'è qualcuno che tenta di sottrarre valore al lavoro dei nostri agricoltori, al lavoro delle nostre imprese, al valore del nostro agroalimentare, quando il vino italiano è diventato il vero ambasciatore di tutto il comparto in termini di riconoscibilità, in termini di quello che viene trasmesso sulle etichette. In questo caso la prima forma di Italian Sounding, dove si cerca di utilizzare un nome che richiama il nostro prodotto per valorizzare un prodotto che non ha storia, non ha commercio, non ha posizionamento sul mercato. Tutto questo ovviamente deve essere fermato, e ancora una volta l'Europa non si può prestare a dei giochi che vanno a penalizzare l'economia di quei paesi che hanno valorizzato il lavoro e il sacrificio dei propri imprenditori grazie alla quotidianità, alla difesa di immagini, di territori, ma soprattutto nell'aver creato valore all'interno delle filiere.